Olimpiadi 2026 a Cortina Milano, di ritorno da Losanna. Il governatore Zaia ricorda: all'inizio ci hanno creduto in pochi, dicevano che prendevamo in giro i veneti, noi ci abbiamo creduto, e avverte la politica: ora la governance non diventi un ufficio complicazioni affari semplici. Mentre Cortina festeggia, le stime parlano di una futura produzione di ricchezza di 2,3 miliardi per Cortina Milano tra il 2020 e il 2028, il CIO coprirà il 75% delle spese. 9 anni e 8 mesi di reclusione, condanna confermata per un cinquantenne padovano che per 8 anni avrebbe abusato della figliastra di appena 7 anni, approfittando della malattia della mamma. Si sono ritrovati in casa niente meno che una macchina asfaltatrice, nessun ferito ma abitazioni seriamente lesionate, è successo a Piovene Rocchette. Mattinata difficile lungo l'autostrada A4 tra Porto Eguaro e Latisana, camion in panne provoca forti rallentamenti e code. Ombre sul concorsone per operatore sociosanitario indetto dall'azienda Zero, un candidato ha denunciato la presenza di partecipanti con il cellulare. La festa regionale della Guardia di Finanza, occasione per stilare il bilancio di quasi un anno e mezzo di attività delle Fiamme Gialle. Dopo lo scudetto la Real Venezia guarda al futuro e ai piani per la nuova stagione, migliorie in arrivo per il Taliercio e fiducia dei vertici della società per il nuovo Palasport. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che riapre ovviamente con la storica vittoria di Cortina Milano per le Olimpiadi invernali del 2026 che vi abbiamo raccontato dalle 14:30 con un'edizione straordinaria e poi nel corso dei nostri telegiornali fino ad arrivare a Ring ieri sera in prima serata. Dunque il giorno dopo c'è ancora ovviamente il clima di festa, di ritorno da Losanna, però anche il governatore Zaia puntualizza e ricorda in una specie di sfogo anche quanto fin dall'inizio in pochi credevano all'avventura delle Olimpiadi invernali 2026. Nel frattempo avverte anche la politica nazionale, perché adesso verrà costruita una governance per la struttura delle Olimpiadi invernali e Zaia dice: questa governance non sia un ufficio complicazioni affari semplici. Milano Cortina. È ancora questo, clima di festa, e non potrebbe essere altrimenti con il 47-34 voto finale che dà inizio al sogno. E poco importa se tutti più o meno ora salgono sul carro del vincitore. Il governatore Luca Zaia, che in un post su Facebook prima di lasciare Losanna mostra orgoglioso la firma sul Lost Contract delle Olimpiadi 2026, ricorda la sfida, una scommessa iniziata solo contro tutti. Questa avventura nella quale ci hanno creduto pochi, diciamolo fino in fondo, all'inizio eravamo veramente 4 gatti. Del resto c'è sempre l'ufficio complicazioni affari semplici, noi ci abbiamo creduto, siamo andati avanti, siamo partiti da soli. Ricordo che il primo dossier che ho presentato prevedeva già Trento e Bolzano, proprio per dare un'idea di territorio più ampio rispetto a quello veneto, a Cortina, e dopodiché, visto il casino che c'era, abbiamo fatto l'accordo con la Lombardia e l'accordo è stato vincente. Avremo 49 medaglie a Cortina. Se qualcuno ancora non ci crede è meglio che cambi residenza e ci consegna tutte le carte, perché è una vergogna non sostenere questa operazione. Una scommessa che ha pure fatto traballare l'alleanza di governo nel momento in cui il Movimento 5 Stelle a Torino ha fatto sfilare l'ipotesi di un tridente con Cortina e Milano. Un no che ora in molti rinfacciano proprio ai 5 Stelle e alla sindaca Chiara Appendino. Intanto, polemiche a parte, si guarda avanti, c'è una pagina di storia appena aperta ma che ora va scritta. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avverte che senza indugi bisognerà mettersi al tavolo per dare una struttura legislativa e societaria alla organizzazione dei giochi invernali del 2026, per cui ha già in mente un top manager per il ruolo di amministratore delegato. Ma è lo stesso Zaia ad avvertire: la gestione delle Olimpiadi non deve diventare un ufficio complicazioni affari semplici. A noi interessa aver portato a casa l'appuntamento. Nel 2026 dobbiamo fare effetti speciali, avremo la nuova pista di pop, che sarà una pista a Cortina di riferimento internazionale. Vuol dire che quando un bimbo nasce e sogna di fare la carriera sportiva del pop, deve assolutamente andare nella micca del pop, che è Cortina, che sarà Cortina. E dall'altro, e voglio ricordare la chiusura delle Olimpiadi Mondovisione all'Arena di Verona, una promozione eccezionale. Oggi il CIO ha attaccato per noi un assegno di 925 milioni di euro.
penso basti questo per dire cosa vogliono le Olimpiadi. E poi gli effetti. Se le spese di 1,4 miliardi saranno coperte per il 75% dal CIO, le stime parlano di un appuntamento che produrrà una ricchezza accumulata di 2,3 miliardi nell'arco di tempo 2020-2028, con possibilità di ricavi che si estendono fino a 3 miliardi di euro secondo un'analisi della Bocconi. La strada è spianata, ora questo sogno va realizzato fino alla fine. Intanto, a proposito delle polemiche con Torino, con il Movimento 5 Stelle, domani è previsto un flash mob alle 19:30 per chiedere di non essere esclusi dalle Olimpiadi invernali che il CIO ha assegnato appunto ieri a Cortina, e quindi c'è questa eco molto forte da parte degli industriali, ma anche da una fetta della popolazione ovviamente nei confronti della amministrazione di Torino, che a suo tempo appunto disse no. Un flash mob a Torino di rabbia, un flash mob invece di gioia, quello che ha vissuto Cortina ieri al momento dell'annuncio della vittoria. Allora ripercorriamo questa emozione in queste immagini. 26. La città organizzatrice è Milano. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! E poi ci sono i numeri, quel dossier che ha convinto i membri del CIO. Una candidatura, un dossier, le carte che il Comitato Olimpico ha visionato prima ancora di rendersi conto con i propri occhi della bontà di Cortina Milano durante il Tour Veneto-Lombardo. Il dossier dunque, quello redatto e pronto già a giugno 2018, con numeri a supportare la validità di un sogno. 14 sedi sportive dentro 4 macro aree individuate, i cosiddetti cluster: Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme, per concentrare le manifestazioni competitive e non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. A Milano hockey, short track e pattinaggio di figura. A Cortina lo sci alpino femminile, il curling, il biathlon, bob, slittino e skeleton. In Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle. In Val di Fiemme lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità e il trampolino. Nessuna nuova struttura permanente ad hoc, se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi la suggestione: cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. E per non lasciare poi il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti: mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Nel frattempo continuano le polemiche politiche con Lega e PD, ma soprattutto Lega e soprattutto il PD, anzi, che critica l'atteggiamento festoso del Movimento 5 Stelle di queste ore. Ieri le congratulazioni e poi anche le parole di giubilo
del vice premier Di Maio, ma non solo, ricordando invece, ricorda il PD come il Movimento 5 Stelle appunto fosse molto critico con le Olimpiadi. Al tempo stesso il Movimento 5 Stelle che attacca la Lega, o meglio attacca Salvini, ricordando come in un post su Twitter, in un tweet su Twitter avesse criticato nel 2014 fosse contro insomma i Giochi Olimpici di Roma 2024. Insomma è una battaglia che sta diventando politica, quella sulla vittoria di Cortina Milano. Invece noi vogliamo parlare di questa vittoria anche vedendo quelle immagini che ieri sono passate a Losanna di fronte anche ai membri del CIO, di fronte anche ai rivali della Svezia, quel video insomma che ha sancito, che ha messo il puntello finale alla vittoria di Cortina Milano. Guardiamo. It's a beautiful day, A beautiful life. a wonderful dream. Milano Cortina 2026. Dreaming together! What a blissful day, a sunny day. A calm and quiet breeze after a gale. A gentle crisp whiff makes it a holiday. What a blissful day, a sunny day. We are the land of sunlight. We are a land of delight. It might have been our history, or it might just be our soul. It might be our geography, or just our wondrous plot. The mamas and papas and the heartwarming food are part of the story, but don't tell it all. We are thousands of years of civilization, amazing old churches and castles and rocks, paintings and monuments and a city that floats. The whole of humanity has passed through our nature and left in its wake these marvelous beauties we firmly believe to preserve and to nurture our enduring tasks and paramount duties. Facing a challenge is something we always thrive on. It must have to do with our vision of the world, greatest ideas and tiny perfections. We are always ready to get the job done. And when it comes to mastering beauty, surely we are second to none. Call it ingenuity, call it creativity. There are explanations of all sorts. We think it's our passion for fair competitions. You can call it if you want, plain and simple, passion for sports. The reflective, the scariest, the physical, the fast ones, the largest of gatherings and the crazy small crowds. There's a passion for everything and a sport for everyone. It's in our heritage and in our DNA. Our appetite for sport comes from our 5 ringed days. But make no mistake, we know it for a fact, our Olympic days always come with a pact. A pact among our people, the fathers, the mothers, the grandpas and sons. A pact among cities, regions and barns. Whatever we build, whatever we create, is here for the future, is here to stay. And it's not only about bricks and mortar, tarmac and ice. If it's not about the culture of sport, then it's just a roll of the dice. It's teaching, it's learning, it's passing a torch. It's creating a passion so hot, it might scorch. We are ready for the challenge, we are ready for the endeavor. The bigger the better, great achievements are something we savor. Designing and building and welcoming masses, and just making sure everyone has fun in the process. Our plans and designs are detailed and ample, but our strategy, believe me, it's quite simple and humble. We gather, team up, and count on each other. No detail will slip, we'll walk shoulder to shoulder. 'Cause one thing's for sure, it's clearer than our sun. We, together and compact, are super ready to get this amazing thing done. Queste le immagini del video di ieri a Losanna. Adesso chiudiamo la pagina sulle Olimpiadi, la cronaca giudiziaria con la condanna confermata a un 50enne padovano accusato di aver abusato della figlia della moglie mentre la donna era ammalata e quindi incapace di difendere la piccola.
9 anni e 8 mesi di reclusione. I giudici della Corte d'Appello hanno confermato la sentenza di primo grado che il Tribunale di Padova aveva inflitto a un 50enne di Battaglia Terme accusato di abusi nei confronti della figliastra. Le violenze sono durate 8 anni e sono iniziate quando la piccola ne aveva appena 7. Minacce e soprusi fino a quando, dopo l'ennesimo pestaggio tra le mura domestiche, la ragazzina è finita in pronto soccorso e ha confessato il suo calvario. Oggi la giovane è ospite di una casa famiglia, mentre la madre, incapace di intendere e di volere, ricoverata in ospedale a causa di una grave patologia neurovegetativa. Nel 2015 ai medici la ragazzina confessò anche le violenze carnali raccontate in una lettera dettagliata ai servizi sociali. L'anno scorso in primo grado il Patignolco venne condannato a 9 anni e 8 mesi, una pena che ora è stata confermata anche in appello. Ed ora la tragedia di Povegliano nella Marca, lo ricorderete, libero Cristian Barzan, il giovane accusato di aver provocato l'incidente nella quale morì Giuseppina Lobrutto. Il GIP ha infatti accolto parzialmente l'istanza presentata dal legale difensore del 21enne. Cristian Barzan è libero, per lui è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero Quinto. Secondo il giudice ci sarebbero delle discrepanze nelle dichiarazioni dell'ex fidanzata che lo avrebbe accusato di aver provocato l'incidente per mettere fine alla loro vita. Incidente nel quale però morì Giuseppina Lobrutto che viaggiava in auto con il marito. Sono venute meno, ha spiegato il suo legale, l'avvocato Fabio Crea, i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a lui addebitati, mentre si palesano gravi indizi in ordine al reato di omicidio stradale. L'incidente, secondo la difesa, sarebbe stato causato da un momento di disattenzione del giovane che stava litigando con la ex. Adesso voglio solo che la verità venga a galla, dice Cristian. A proposito di incidenti stradali, guardate cos'è accaduto a Piovene Rocchette, siamo nel Vicentino. Gravi danni alle strutture e abitazione inagibile fino a quando non si potrà intervenire per un suo consolidamento statico. È quanto hanno stabilito i vigili del fuoco di Vicenza dopo essere intervenuti ieri pomeriggio in vicolo San Vito a Piovene, dove una macchina asfaltatrice, forse per un guasto meccanico, è finita contro una casa, causando gravi lesioni ai muri portanti. Per fortuna all'interno non c'era nessuno. Anche il mezzo resterà sul posto fino a quando non verrà effettuata un'opera di consolidamento della struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono protratte fino a tarda sera. Ancora la strada con diversi disagi questa mattina, strada 4 tra Portoguaro e San Stino di Livenza verso Venezia, con un camion in panne, un mezzo pesante in panne che ha provocato forti rallentamenti della circolazione e congestione inizialmente tra Portoguaro e Cessalto e successivamente tra Re di Puglia e Portoguaro. E adesso le ombre sul concorsone per operatore sociosanitario indetto dall'azienda Zero, perché un candidato ha denunciato la presenza di partecipanti con il cellulare. C'è chi è entrato con il cellulare e lo ha utilizzato durante le prove. La denuncia di presunte irregolarità durante il concorsone indetto dall'azienda Zero e svoltosi a Padova lo scorso 5 e 6 giugno al Köln Arena arriva da un partecipante. La notizia viene riportata dal Gazzettino di Padova. Il candidato, un 43enne in forza all'ospedale di Vittorio Veneto, ha affermato di avere le prove. Nel dettaglio una foto in cui si vede una persona che scatta un'altra fotografia ad una persona che ha chiaramente il test scritto tra le mani. Ci sarebbe anche il sostegno di altri 30 candidati che insieme si sono uniti e sono pronti a presentare un esposto. Ci sono 30 giorni di tempo. Al concorso si sono presentati quasi 10.000 persone per 312 posti di lavoro a tempo indeterminato distribuiti in tutta la regione Veneto. La lista degli idonei potrà essere sfruttata per i prossimi 3 anni, ma la volontà dei candidati che vogliono presentare l'esposto è quella di far annullare la graduatoria. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca e dal blitz di alcuni passanti che sono riusciti a bloccare un ladro in pieno centro storico a Venezia. Ce lo racconta Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove domenica mattina gli agenti del commissariato San Marco, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 26enne polacco per furto all'interno di un noto albergo di Calle Larga, 22 marzo. Il giovane in realtà era già conosciuto dagli agenti perché a suo carico ci sono numerosi precedenti penali proprio per reati contro il patrimonio ed è stato notato dal personale dell'hotel addetto alle pulizie mentre usciva furtivamente da una stanza.
seguito poi fino all'uscita, è stato bloccato in una calle vicina anche grazie all'intervento di alcuni passanti che sono stati attirati dalle grida di chi lo stava rincorrendo, e a quel punto è stato chiamato il 113 e la pattuglia è intervenuta prontamente sul posto bloccandolo. Hanno scoperto che negli slip nascondeva un anello d'argento e nella tasca dei pantaloni un Rolex del valore di circa 4.000 euro, oltre ad un cellulare e alcune banconote. Aveva però con sé anche 20 schede telefoniche e un foglio di plastica rettangolare, molto probabilmente utilizzati proprio per aprire le porte delle stanze dell'albergo. La successiva perquisizione, che è stata condotta nella sua stanza dell'hotel a Mestre dove alloggia, ha portato a scoprire un altro centinaio di schede telefoniche e numerosi oggetti atti allo scasso, tutto materiale che è stato sottoposto a sequestro penale. Poi è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore dopo l'arresto. E ieri mattina c'è stato il processo per direttissima e al termine dell'udienza il Tribunale ha convalidato l'arresto, rinviando l'udienza al prossimo 3 luglio e disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella nostra regione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, restiamo a Venezia, in queste ore la festa della Guardia di Finanza, gli obiettivi sono importanti, le priorità, la mafia, l'evasione fiscale ma anche la contraffazione. Infiltrazioni della criminalità organizzata in Veneto, evasione fiscale, contraffazione sono 3 cardini dell'azione della Guardia di Finanza in regione. Gli elicotteri delle Fiamme Gialle attraversano il cielo sopra la caserma Tommaso Mocenigo della Giudecca, suggestivo scenario dei festeggiamenti veneziani per i 245 anni dalla fondazione di un corpo le cui origini risalgono al 1 ottobre 1774, con la costituzione della Legione Truppe Leggere voluta dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III. La festa della Guardia di Finanza è un'occasione per ricordare da un lato le operazioni condotte con successo negli ultimi mesi, dall'altro quelle che rimangono le criticità del territorio. La priorità storica della Guardia di Finanza è sempre la lotta all'evasione fiscale, in particolare l'evasione fiscale internazionale che pesa in misura percentuale piuttosto notevole. Poi i contrasti agli sprechi della spesa pubblica e voglio ricordare in particolare la lotta alla penetrazione delle cosche criminali nell'economia, che in questa regione tradizionalmente si è sempre pensato non fosse al pari di altre regioni, ma recenti attività di servizio hanno dimostrato che è una penetrazione che c'è, e il dato più preoccupante è che era stratificata da diversi anni. Sul fronte antimafia, tra il gennaio 2018 e il maggio 2019 sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 647 persone, più di 118 milioni e mezzo di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro. Ai 1.695 interventi in ambito di spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, si aggiungono le frodi per oltre 746 milioni di euro scoperte a danno del bilancio nazionale e comunitario. Rimane poi il fenomeno degli evasori totali. È un numero che continua ad essere particolarmente elevato, sono quasi 1.000 per il Veneto e quasi 1.800 per il Triveneto. Sono soggetti che non presentano dichiarazione dei redditi, a cui dobbiamo aggiungere i soggetti che la presentano ma la presentano a reddito zero. Adesso lo sport, il basket con la Reyer che finiti i festeggiamenti guarda un po' anche al futuro e alla prossima stagione con il presidente Casarin. Pian piano si assapora di più quello che è successo un paio di giorni fa, la soddisfazione, l'emozione che è stata vissuta da parte di tutti sabato sera è qualcosa di indescrivibile. Ora pian piano si ricomincia e si pensa già alla prossima stagione, si pensa già a organizzare quello che sarà il prossimo cammino, però con un'energia, con un sorriso diverso. A 2 giorni dalla vittoria che ha consacrato l'Umana Reyer nuovamente campioni d'Italia, squadra e staff si concedono un po' di meritato riposo, senza però tralasciare quelle che saranno le decisioni future, anche se ancora non trapelano indiscrezioni. La volontà è di cercare di riconfermare al meglio e il più possibile i ragazzi e lo staff che hanno dato veramente questa grande emozione a tutta la città di Venezia. Ci proviamo, ci crediamo, siamo convinti che la forza di questa squadra, di questa società sia il gruppo e vorremmo mantenere fino in fondo questa identità. Che si è sempre contraddistinta per la sua determinazione e umiltà. Anche il moto stesso
che siamo fino alla fine, sta a testimoniare, a determinare quello che è il nostro credo. Non vogliamo mai, non vogliamo tornare mai indietro di un passo, cercheremo sempre di guardare avanti con sorriso, sapendo che ci saranno 1000 difficoltà, ma sappiamo che insieme possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Come alcuni punti che riguardano il Palasport a Liercio, negli ultimi giorni oggetto di qualche polemica. La regola è stata deliberata a maggio da parte della federazione e ci consentirà di poter giocare ancora al Palasport a Liercio i prossimi campionati, a fronte di migliorie tecniche e strutturali che possono permettere di avere possibilità di stare al più fresco, come giustamente ricordava, e questo sarà il nostro impegno per poter portare avanti il progetto Tagliercio. Per quanto riguarda la situazione del Palasport nuovo, la proprietà ha sempre espresso l'idea, la volontà di avere un contenitore importante non solo per il basket ma per la città di Venezia. Penso che la città ne abbia bisogno. Noi speriamo, ci confidiamo, siamo fiduciosi. Siamo in chiusura, vi ricordo le 13 fra pochissimo, martedì oggi si parla di salute, parleremo di tiroide con il dottor Paolo Callegari dell'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di Oderzo. Questa sera invece ospite di Ferdinando Varino a 20:10, Graziano Azzalin del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione nordafricana in ulteriore irrobustimento con tempo soleggiato e caldo in intensificazione. Vediamo il dettaglio di martedì 25 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno al massimo velato un po' su tutti i settori, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 34 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico in risalita dal Nord Africa si rafforza ulteriormente garantendo tempo stabile e ampiamente soleggiato, poche nubi anche a ridosso dei rilievi prealpini. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime roventi tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.